Buonasera a tutti, BCTV, il tenore di oggi di 8 di aprile 2020, Kimbe Bene, cominciando da dire coccolata metta, ecco, si presenta de goi, questa bette non che nieda, questo cantello che si inchidia a bianchedo in pala, come non vestore, è tutto proprio completamente niedo, che insomma a guerra de Abba di apparere, insomma, poi diciamo che non era sul Saravallo, ecco, un'altra fotografia. Infatti sul Saravallo non era Tabba da Manzano, da ora Saldec, quindi deve essere già cominciato a provare, sì, non proprio no, ha cominciato, ma di deve mantenere sabato tutto da dire. 20 gradi temperatura massima, 9 gradi temperatura minima, e insomma di Mestaneda. Casa, mercoledì, nos presenta 6 gradi di temperatura massima, 8 di minima, e cominciate a provare a ora del saldecche, potuto dire, cocolato. Bene, cominciamo su che non toccamento e dolo e che non ammento. Del Filicartedda, Ioanne Preto Calvisi, che tutti conosciamo, io lo conosco in particolare, che abbiamo lavorato con esse, essendo io tecnico di Mastro Muro veramente bravo, ma non solo percorso a dell'ammentare, ma in Spiedale de Olbia a 90 anni, sinché il morto Ioanne Preto Calvisi, con noto Filicartedda, marito di Annetta Cano, babbo di Rosetta e mannetto di Giampiero, mastro del muro di Portumanno, ha frecato Paris con il beato del Battore dei Doddi, con il quale che vieta sozio, tanto al domo in vita e in campo, mastro del tenore, del suo tenore dure e del suo tenore Monte Bagnetto. Bocche e mesuocche de cabale, a sicchita cantare, il suo tenore di dure fino a Saumine Manno. Tanto manna fiassa passione sua per il suo tenore, che pone sostenne sarte, este è stato fondatore di una scuola del tenore. I sacale intanto l'hanno imparato a entrare in concordo, come ocche, mesuocche, contra e basso. In sammento de sa vita, per sempre, Ioanne Pre, cantando con passione e con coro, come intentiamo sempre con noi. E tanto può lamentare come andiamo all'intendere in sadie è stata ammento de che leggo un altro personaggio che venne a mancare in vita. Stiamo cambiando la moglie, Lucia, D'Andaleggio. È rimasto girato dai BCTV. E abbiamo un aumento del che leggo oggi. Che io spesso si scuola su cantatenore. E io sempre in compagnia di amate la persona che manca. Allora, io si mi piega un cantatenore. Ad ascoltare Proite mi ha lasciato ingrato Enea che intanto insupportabile penare devo svellare potesse accattare ma che diame che dico non mi crea sa mutabile, prote non so ancora, desesser de su coro triunfadora y solta questa orribile cadena. Conserva sus amores con cautela, ma más de todo tu coro en donde la via pustischi da Cartago, als fos tu vela.
Troiano e de Sarabia e de Paringiateles parentela, si llamas a la viña instruinquelas y piqueres de dido, innamorare Soprus de Cartago altareina, me dice con due volte violavante che ha provato amore a Dossolina. De Cloris, principessa Alessandrina, todas de España cruza Palestina, bella armada perdido a formare felice, musarte un mare abbolottato, e non s'azzarde un mare. Bene, andiamo da innanzi. Toccamento, Kreis Perdas in zona Piazza Sproni o Cursu, este un mazzo de Kimbe Kreise Virma schendono aneddu de Virma, e sono Krael de Domo, no, che vabbè, avete scritto momo, ma è sbagliato, Krael de Domo, poi lo amo a correzzire, capita di sbagliare, che si scrive da via, brinca una parola sul cellulare. Toccamento, assegnazione con Bessiasi, sanno Satta, e scade il 27 di aprile a San Deccanove. Potete ritirare il suo modulo in Creia oppure di mandare qualcuno del suo comitato. Atterramento Crasa 9 di aprile a Sasunnichi, sa Creia Santo Ioanne e Beste sa Pasca de Sos Pastores. Ecco, poi dobbiamo commentare che si intero di Ioanne Pretu, este oie a Sa Battore Mesa e sa Creia de Sumeracco. Andiamo a sa collita dei giornali e Einstein, 36.000 nuovi occupati e una Sardegna più attrattiva. Il risultato del primo rapporto OCSE sull'isola. Cioè questi tesi in numero, che queria pure andare, ma poi da una cosa a noi non è venuto bene. Gli esperti dell'OCSE, l'organizzazione mondiale che sostiene i governi nella creazione di un'economia globale sostenibile ed equa, esaminando punto per la prima volta la Sardegna, sono stati piuttosto chiari. Per diventare più attrattiva per investitori, turisti e per i suoi stessi residenti, all'isola non basteranno più le sue risorse innate, la sua natura incontaminata, e vabbè, incontaminata non proprio, i nuraghi e il patrimonio archeologico, il turismo stagionale, con una media di presenze che supera di gran lunga quella europea, il suo enorme capitale culturale e umano. Servirà molto di più, maggiori investimenti nell'innovazione e nel digitale. E il progetto Einstein Telescope e i 36.000 posti di lavoro che dovrebbe generare per la sola costruzione dell'impianto, insieme ai 160 stabili una volta operativo, vanno in questa direzione. Più infrastrutture, collegamenti e servizi, perché ci sono territori come il Nuorese
che tuttora sono l'unica provincia d'Italia che non ha nemmeno le ferrovie. Vabbè. La sanità resta la grande criticità. Gli ospedali troppo lontani dai cittadini. La distanza dalla cardiologia supera di 3 volte la media dell'Europa. Andiamo da innanzi, serve una nuova diga per il futuro dei paesi del parco di Tepilora. Chiesto un tavolo tecnico per Abba Lucente. Bitti, un nuovo invaso per dare acqua ai paesi baroniesi che la scorsa estate hanno dovuto fare i conti con i razionamenti dovuti alla prolungata siccità. A chiederne la fattibilità il Parco Naturale Regionale di Tepilora, che nei giorni scorsi ha scritto alla Presidente della Regione Alessandro Todde e per conoscenza ad assessori e soggetti territoriali coinvolti, richiedendo la convocazione urgente di un tavolo tecnico che possa valutare la fattibilità di un eventuale nuovo invaso a monte dell'area della diga di Maccherone, sempre lungo il corso del Rio Posava, in località Abba Lucente, nel territorio di Lovè. Da diverso tempo, si legge nella missiva inviata a Cagliari nei giorni scorsi, si parla sui media e in varie occasioni pubbliche della possibilità di realizzare un nuovo invaso nel territorio di Lovè, in località Abba Lucente, ricadente all'interno del parco di Tepilora e della riserva biosfera MAB UNESCO Tepilora, Rio Posada, Montalbo e Telongo, al fine dichiarato di fornire acqua in misura sufficiente per superare in via definitiva i problemi della siccità nella baronia. La Tunisia chiama, Nuoro risponde. La gestione dei rifiuti e dei reflui diventa un modello da esportare. Ne siamo scontenti. Verifica con l'ambasciatore d'Italia in Tunisia sul progetto di valorizzazione territoriale portato avanti dal comune di Nuoro, nel sud della nazione africana. L'appuntamento è per il 14 aprile a Tataouine, capoluogo dell'omonimo governatorio di Tataouine. Il comune barbarecino sarà rappresentato da Stefano Nocco, dirigente del settore programmazione e gestione del territorio. Il progetto concerne la gestione della raccolta dei rifiuti e il trattamento delle acque reflue, con lo scopo del risanamento ambientale, l'occupazione e la valorizzazione del territorio naturalmente tunisino. Il comune ha assunto il ruolo di ente capofila in un partenariato che ha come attori l'IRA, Istituto delle Regioni Aride, l'Università di Cagliari e la Municipalità di Tataouine. Vabbè, ne siamo scontenti, perché serve sicuramente modello pro qualche cosa. Avis provinciale sempre in crescita, superata quota 6.000 donazioni. I soci narrano, continuiamo in questa direzione con l'obiettivo dell'autosufficienza. Aumentiamo a Rina in questa occasione potuto su chi lavora, chi va fatto per questa attività. L'isola guida la riscoperta della viticoltura a piede franco. Vincenti le tecniche di coltivazione in terreni sabbiosi e argillosi. La viticoltura a piede franco è andata in vetrina a Vinitaly, nel padiglione della Sardegna. Nello spazio istituzionale della regione si è parlato della diffusione e della valorizzazione di questo tipo di viticoltura. A piede franco significa che la piantina di vite è messa direttamente sul terreno senza bisogno del portainnesto da vita americana. Ecco qua. Una necessità, quest'ultima, scaturita a fine Ottocento per combattere la diffusione della filossera che aveva fatto strage del patrimonio di viti dell'Europa. Il progresso, le tecniche di coltivazione dei terreni favorevoli esistenti in Sardegna hanno però portato alla crescita della viticoltura a piede franco, tanto che
Mario Fregoni, presidente onorario dell'Organizzazione Internazionale delle Vigne e dei Vini, ha detto senza mezzi termini: la Sardegna è la capitale nazionale del piede franco. Bravo, applaudimento questa cosa. Piede franco, non ne schiaffo questa cosa. Che, se qualcuno li scrive segnalate in sardo, lo nerete, insomma, questa Berta Zacciat, piede franco in sardo, e segnalata. Farmaci non autorizzati è la svolta, nasce la rete contro i superbatteri. Infettivologi, farmacisti e microbiologi faranno squadra con la regione. L'obiettivo è creare un protocollo rapido per prescrivere gli antibiotici off-label, cioè sono un malattie particolari, insomma, questo antibiotico un po' batterio resistente. Malattie infettive. Personale allo stremo, la SL di Cagliari non fa assunzioni, oltre 5.000 consulenze l'anno e un bacino d'utenza ormai insostenibile. Per le feste servono voli aggiuntivi. Questo siamo negli anni del aereo, che è sempre la solita carenza, ma insomma, noi sprocusti proposto la pagina, ma nasce Bionda Sardegna, la birra a filiera corta, col diretti a Vinitaly. Si chiama Bionda Sarda, la birra che nasce in Sardegna e punta a diventare un modello replicabile su tutto il territorio nazionale. Il progetto, il primo a filiera completamente italiana, è stato presentato a Vinitaly da Coldiretti con i vertici nazionali e regionali e dal consorzio Bitta Italiana. Deve essere birra italiana, no? Come è scritto Bitta. L'obiettivo è quello di rilanciare la produzione brassicola sull'isola, creando una filiera corta, sostenibile ed etica che coinvolge 20 birrifici locali, una cooperativa di produttori di luppolo e una cooperativa di cerealicoltori. Grazie ai 60 ettari coltivati nell'autunno 2023 e raccolti nell'estate 2024, nonostante le difficoltà legate ad incendi e siccità, i primi risultati sono stati incoraggianti. Va bene, e siamo contenti di questo pure. L'isola del futuro più attrattiva. Possiamo dare un esempio della riunione di ieri in Nugaro, Einstein Telescope, università e maggiori servizi, le priorità da sostenere. Report su luci e ombre della Sardegna, presentato ieri all'Auditorium Israel di Nuoro. Sardegna, terra di turismo, questo è Cucureddu. Debutto all'Agri-Travel Expo di Bergamo, una terra da scoprire lentamente, borgo dopo borgo, dove il patrimonio culturale, paesaggistico e identitario si intreccia con esperienze di viaggio consapevoli e profonde. Così è stata raccontata l'isola alla 10ª edizione di Agri-Travel Expo, dal 4 al 6 aprile a Bergamo. Il CID rimane su card, CID è questo modulo di constatazione amichevole, dell'assicurazione. Allora, nell'epoca della digitalizzazione spinta, una cosa resterà ancora sulla carta, il CID, ora meglio noto come CAI, la constatazione amichevole di incidente, che si firma ad esempio dopo un tamponamento. L'ipotesi era di sostituire il modello con un'app, ma dopo una disamina con i principali attori interessati si ha decretato che per ora si mantiene l'utilizzo del cartaceo. Appalti, le nuove regole, una settimana dedicata dall'ASL Sardegna alla formazione degli amministratori e dei tecnici dei comuni sulle nuove regole per i lavori pubblici. Gli appuntamenti in cui il relatore sarà l'amministrativista
Alberto Ponti, esperto in contrattualistica pubblica. Sono oggi a Cagliari alle ore 8:30 al Cesare Hotel, domani sempre alle 8:30 all'Hotel Anfora a Tramazza, giovedì a Sassari all'Hotel Grazia Deledda. Info e adesioni su aselsardegna.it. Quindi aree non idonee, la mappa non esiste. È successo che il sindaco di Villanova Foro, Onnis, Maurizio, è arrivata una lettera di Mannanne sul governo di indicare che lei area non idonea e sul comune suo. Non ha fatto altro che telefonare a questa regione che ha fatto la legge numero 20 e le hanno detto scusate, questa cartina dove bisogna indicare se area non idonea che io devo rispondere al suo ministero, e questa regione non ha dato la cartina non esiste. La risposta dell'assessorato all'ambiente al sindaco di Villanova Foro. Il cavo Marino Saccoi sventra una spiaggia di Santa Teresa, come questo sventrare che lì è la distintina da Forasa, che lì è a una spiaggia cabicola un cavo. Dopo questo che non arrivo a questa scorsa. Cantiere Saccoi 1-3 è stato aperto da qualche settimana in una delle spiagge più belle e frequentate del litorale di Santa Teresa Gallura. La presenza delle ruspe nella insenatura della Marmorata preoccupa gli operatori turistici. Si parla dei lavori per il potenziamento dell'elettrodotto Saccoi 1 e 2 che collega Sardegna Corsica dal 1992. Ormai è arrivato alla fase finale della sua operatività e tocca della consare, però insomma, esageriamo in questa cosa, non scrive più nessuno. Slalom tra le buche e cantieri, siamo danno del sacchetto 31 di CN, cioè del Cosacchiana Tadai a Basanta a Olbia. La CEDO 31 di CN è una incompiuta, spartitraffico vecchi, asfalto da rifare e deviazioni dal Nuorese alla Gallura, è sempre un pericolo ad ostacoli, e cioè dall'amol visto come in testa va sempre cantieri, asfalto maleato, guardarai che este basseddu e non guardato un bello nulla, e insomma a quanto pare non resessi neanche la ore a termine. Entriamo a parte della politica internazionale. Ucraina, raid contro siti energia. Putin pretende delle risposte. Le speranze di una tregua a breve sembrano allontanarsi. La guerra continua e proseguono anche i raid contro le infrastrutture dell'energia, malgrado l'accordo dello scorso 18 marzo per 30 giorni di pausa. Mosca denuncia attacchi contro 6 regioni nelle ultime 24 ore. Kiev, un attacco all'alba di questa mattina contro le linee elettriche di Kharkiv, in cui è rimasta uccisa una persona. Dopo la strage di Kirkuk, città natale di Volodymyr Zelensky, di venerdì, in cui sono morte 20 persone, 9 delle quali bambini. Il Cremlino tuttavia ribadisce che Vladimir Putin sostiene l'idea che sia necessario un accordo per il cessate il fuoco e respinge le accuse di arrivo da Stati Uniti ed Europa, secondo cui Mosca sta solo cercando di guadagnare tempo. Ma chi vi crede a una cosa del genere? Non vi crede nessuno che sia negare. Netanyahu incontra Trump per i dazi e gli ostati a Gaza. Netanyahu ha tappato su Michele suo, su pari suo. In Trump ha tappato e che ne schile che è superiore ha nato un vizzicheso importante. Caso Saman, la procura generale chiede l'ergastolo per 5 familiari. Ma come si ha che tauchire una piscina in questa maniera? La procura generale di Bologna ha chiesto l'ergastolo
per i familiari di Saman Abbas, la 18enne di origini pakistane e residente a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, uccisa nella primavera del 2021 dopo aver rifiutato un matrimonio forzato. I familiari per cui è stato chiesto l'ergastolo sono i genitori, lo zio e i due cugini. Concludendo la requisitoria nel processo d'appello per l'APG pubblico Silvia Marzocchi ha chiesto alla Corte una sentenza che restituisca a Saman il ruolo di vittima di un'azione inumana e barbara compiuta in esecuzione di una condanna a morte da parte di tutta la famiglia. Pote schile, mischinette, È nascita in famiglia buona, è nascita. Borse internazionali nel panico, bruciati 10.000 miliardi in 3 giorni. Trump chiude i negoziati, ma il segretario del tesoro Bessent rivela: è pronto. Pote schile cantate spunto. Il presidente, il risultato sarà grande, è detto che è grande disastro. Musk e il video della matita di Friedman. Il video su X è l'auspicio di una marcia indietro, come queste pure cominciano a vedere che le aziende sue pattini male se chi viene dai custodazio. Terzo affondo velato in pochi giorni di Elon Musk contro i dazi del suo first buddy Donald Trump. Il patron di Tesla ha condiviso su X un vecchio video di cui Milton Friedman, premio Nobel per l'economia, morto nel 2006, è uno dei più fervidi sostenitori del libero mercato, illustra con una matita la magia del sistema dei prezzi e la necessità di avere commerci senza barriere. Nella clip Friedman, che negli anni 80 è stato il teorico del neoliberismo di Reagan e di Margaret Thatcher, tiene in mano una matita e spiega da dove vengono le varie parti con cui è stata prodotta, e cioè un lapisi che sono un lapisi, basta tanta cosa è narrata. Una persona sola, dice, non può fabbricare questa matita. Vi sembra una strana dichiarazione? Niente affatto. Il legno viene da un albero tagliato nello stato americano di Washington. Per tagliare l'albero ci è voluta una sega. Per fare la sega ci è voluto l'acciaio, la graffite della punta. Penso che venga da qualche miniera del Sud America. La gomma per cancellare viene probabilmente dalla Malesia. Il cinturino metallico o la vernice gialla o la colla che tiene tutto insieme, non ho la minima idea da dove vengano. Quello che intendo, prosegue, è che non una sola persona, bensì letteralmente migliaia di persone hanno collaborato per costruire questa matita. Persone che non parlano la stessa lingua, che non hanno la stessa religione, che magari si odierebbero gli uni con gli altri se si incontrassero. Cosa li ha portati a lavorare insieme per fare una matita che voi potete comprare per pochi soldi? Nessun ordine dall'alto di qualche commissario governativo è stata, conclude, la magia del sistema dei prezzi. Ecco perché il libero mercato è così essenziale, non solo per promuovere efficienza economica, ma ancora di più per favorire pace e armonia tra i popoli della terra. Perfetto. Concordo in pleno. E che in questo terminamos sitte novas de oie, comunicarnevi che quando sono andato a cliccare sul video di Silichertede su coro duro, su tenore dure, non sono riuscito a sapere in sa pagina al Facebook, per quale motivo? Che tutto sul video in diretta sono stato cancellato praticamente dopo una certa data, e comunque questo video esiste in YouTube e quindi io come la può a recuperare da YouTube e lo ponere in BCTV, però posso tornare
a fare crentene a stelle cartelle a cantare che su tenore dure e quindi lo aumentaremo a dovere come merita. Tancamos su tenore de hoy e nos damos appuntamento torna a casa. A mezzo bidere e diagonato da Bizzi TV, adioso e mezzo da crasso.